Arrangiamoci, 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 arrangiamoci. 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 Signora Eleonora, ma è su da che la signora? Sì signore, da qua. E come voleva? Niente, voleva cartellina mia. Ah, brava! Ma qua brava Filippe, quella viene da molto lontana. La mannata ballerista, capite? Donneria, Sì? potesse avere notizia usata di seconda mano pure. Mi dispiace molto per la spale, ma io non posso parlare. Allora, dimmi a che ora devo passare. Ma Pasquale, non pazzia, io non posso parlare perché sennò altrimenti Filippe, quello risalta in cielo. Ma non farti in cielo, parli, non lo parli. Gli pare, ma non puoi sapere io. È venuto uno da Roma del cinematografo. Ma te lo dico cinematografo. Oh, ma che ce l'ha a fare? Prima di amare, ma su cosa ne è più? Ah, meno male. Però tornato lì. Non pazzia, e non per cortesia non pazzia. Ma Pasca, chi pazze? Quella è venuta per portarsela sopra la casa a fare la prostituta. Ah, e allora dobbiamo brindare, dobbiamo festeggiare. Allora prima una bottiglia di champagne, che aspettiamo? Signore, che capito? Si tratta di un film. Nato film. Sì, dice che hanno girato tutto l'Italia per trovare questa prostituta. E sopra una spalla a casa nostra. No, signore, quella, mia figlia, girerà tutte le scene con Marlon Brando perché è lui il protagonista principale. Dice che è più dell'ultimo da Caparicci. Così a dire? Sì. E lei è la protagonista e vi ripeto, girerà tutte le scene con Marlon Brando. Pasquale, peggio dell'ultimo da Caparicci. Gesù. Eleonora, come avete detto che si chiama sto film? Quella è una grande casa cinematografica. In verità che non la informai, ma in questo momento non può ricordare. Ma come devo essere un marinato? Dunque, guarda, caro marito, cosa si chiama? Omnibusso. No. Filobusso. No. Insomma, Filipe, non la ricordo. Ah, già capito, forse si chiama Cinebus. Bravo, questa cosa qua ricorda capace di andare ora che lo che te. Grazie tanto. Però questa signora, venne con la caccia di una carta gialla. Una carta gialla. Che stavano segnati 5 film. E se la volevano portare con loro per 5 anni. Ci capito. No, non avevo capito. Eleonora, non mi ricordate di vedere questi film? No, ha detto, ma ricordo. Ma state zitta, Filippe, per cortesia, state zitta. Tu poi, appena è seduto, si sai subito un po' filo. No, Pasqua, ma sei giusto, io quando voglio bene sono rimasta a poi. Lì hanno nostra figlia quella che sta in capo, ma poi solo questo deve sentire. E quella si deve sposare. È giusto. E dove stiamo, ya? Ne devo parlare. Stavo in la macchina. Andiamoci. Mamma mia, Filippe, ma non cammina se va a prissarmi, mamma mia, ma vado a fare una camminata. Tu vuoi che ti chiamo gente? Per noi siamo gente singolare. Io gioco là solo con mia figlia per non prissa. Ma Filippe, io devo sapere chi è il padrone che ha tu. Bravo, Pasquale, non usare. Ma che non dare te, non dare. Ma perché non può dire? Ma perché non può dire? Io non posso parlare, che chi lo lasciava, non sto. Ma che parla a capo, capito? Proprio perché ti legge la roba in testa, la psicologia in testa, voi non dovete cercare di compiatire. Quello sta passando troppo brutto periodo. Mi sta dicendo ma sta male e non ci ho potuto mangiare ma che può non te cava te. Sta zitto pure io, mi devo fare un saggio. Però mangiare solo una cosa. Quando sono uscito prima, ho chiamato mia sorella, andavo, ho fatto pure pace con mio cognato. Adesso me ne posso pure andare. Quando ne Chi è? Filippe, non sto parlando un po', come dici, sto finendo un bar in bene. Davide, chi si poco poi? non so, aspetta qua, la verità poi. Vabbè, io comunque vado e come? Donna no, facendo un caroci, che poi escono roci pure il farò. Sì, è da principio, oggi un tempo piaga, poi non ci pazienza. Trasimo c'è una parte ride, che poi vengono pure papà e mamma. Ma che papà e mamma, ma che stai dicendo? Vengono papà e mamma, facciamo un piccolo ricevimento. Non ci pazienza, oggi non è proprio una di fare ricerche, oggi abbiamo più cucinato questo, dice, sai come? Carmelina. Carmelina, che
fuori vicino papà. Una bella pasticceria. Ma tu vuoi farmi capire che niente di meno tra te e Carmelina c'è stesso qualche cosa? Che cosa? Ma quella Carmelina è incinta e non vuole dire il padre del bambino anonimo. Chi è? Ma sono io per il bambino anonimo. Dico, vado a tu, fatto vedere buoni, no? Ma non mamma mia, e poi se ne va bene 4 volte da un treno. Ma che ci scusato? Io sto mandando tanto a stemma. Poi giù poco. Si te ne vai giù, noi ne sparano fronte da un nastro. Ma io no, che ci scusato? Come sono contenti. Ma aspettiamo a camminare a tagliare. E se io ve l'ho fatto, Luigi mi ha detto. Ah già, il morso in faccia a stupiatella. E nato in faccia a stu papà a crescere. Io ti ho dato la confidenza di parlarti di nuovo e voglio la confidenza di una risposta. E che da già dice? Che mo sta ma lui è presto venaus. E che bene Augusto. Capace di indurare esca libertà. Certo che per un bello coraggio, e figlio a me. Caro Don Pasquale! Avvocato pianese, prego, ma quale onore? Ma quale onore? Manco fossi l'onorevole Coppolino. Io sono avvocato squattriato. Non manca una maglietta. Avvocato, se voi non siete una paglietta, io non so manca una Coppolino carrati, ranciate c'è pazienza avvocato con questi discorsi, che non tengo tempo a perdere. E nemmeno io tengo tempo da perdere. Ma voi lo sapete che vostro figlio è stato interessante? Come no? Avvocato, altro che interessante, è interessantissimo. Tant'è vero che se ne sta interessando tutto il paese, compreso voi. E voi sapete chi è il farabutto padre del nascituro? E se io sapeste stessa così, avvocato, perché se io saccia! Calma, prima di ogni azione contate fino a 10 e poi agite. Comunque non lo so, mia figlia mi mantiene ancora il segreto. Ma perché? Per caso sapessero nulla? O non mi stupidezze caroglia? Sono Oh, scusate tanto. prego, Ma che stai dicendo? contate fino a 10. Ma ti spacca la faccia! 3, 4, 5, basta. Facetemi un conto del 50%. Non può pagliaccia! Don Pasquale, io non sapevo di essere padre e oltretutto sono innamorato pazzo di Carmen. Avvocato, ma avvocato, quello si chiama Carmelina. Don Pasquale, ma io sono avvocato, una certa linea la devo pur fare. E avvocato, che vi devo dire? Mi avete smontato, mia vita. Ecco qua. Mia figlia Carmelina ha perso la testa per il cinematografo. E né io né la mamma ti possiamo garantire di poterla controllare. E quando poi sono marito la controllo io. Io sono avvocato, tengo il pugno di ferro. Bravo, avvocato, bravo. A così ci facete passare questa fantasia. Tant'è vero che mo viene una signora da Roma, la vuole far fare 5 film con Marlon Brando e porta pure un contratto. Per amor di Dio, voi non firmate niente. Che firma niente, avvocato? Io già leggerei tutti i clausoli. Ma quale clausola, avvocato? Ve lo ripeto, la vogliono fare un film sporco con Marlon Brando, peggio dell'ultimo tango a Parigi. Di che si tratta? Questo si tratta. E allora che ci andavamo a buone, che ci andava più assai. Voi non vi preoccupate e lasciate fare a me. Prego, avvocato. Voi permettete un momento? Prego, prego. Ho visto delle piantine sul terrazzino. Volesse fare un mazzolino. Vuoi fare un mazzolino, vuoi fare? Sto morto e fama, manco di solito va a cattare un mazzecampone. E no, esci da fuori. Ma non mi basta, non potete dire. Ma che va a Carmelina? Tu hai chiamato Filippo. No, per cortesia, non passiamo. No, ma scusa, io non faccio, io ti dico una cosa molto importante. E allora me ne amo tu perché ha parlato. Tu non sai quello che ti sto per dire. No, tu non sai quello che so io invece. No, non vuoi mai sapere quello che ti sto per dire. No, qua vedi, c'è stato che sanno meglio me e meglio te. Sì, va bene, che? L'avvocato Chiarezza! Sì, lui, sa che io patrucchia. Va bene, basta. Sì. Ma tu giusto, io che tu hai preso. E voi come lo sapete? No, si vede che tua figlia ha sbravignato il nome del farabutto. Ma Pasqua, come non volevo fare a tutti? Io l'ho fatto serio, oggi vengono pure i genitori, tu stai dicendo. Il genitore, Sì, signore. Calma, io capisco che lo show che porta, ma la cosa sarebbe possibile solo se le anime sante ritornassero in mezzo a noi.
Incidente! No, insomma, morsero, morettero 10 anni fa. Ma come può essere? Si oggi si sta facendo in sopra cosa? La San Pietro la mano da buono poche spezza. No, ma tu stai pure, tu non hai detto, non ci ricordo più. Ma chi stai facendo? Come capone? No, te lo ripeto, costoro è il padre del bambino. Ah, il padre del bambino. È il padre del bambino, costoro. Ma lì sta vicino, io devo andare a là chi è? Ma non porta me Luigi, vieni a sposare mia moglie. Ma loro me la dicono. Con il vostro permesso vado a salutare il cuore mio. Come il cuore suo? Ah, do. Ah, no, Luigi, che dici il cuore di Gesù, sai com'è? Quella è molto venuto, guaglione. Tanto per me strana Questa non briagante ci Do Pasquale, non date lei. Se è Masci, lo chiamiamo Rodolfo. Chi la papà le piaceva stare Rodolfo Valentino. Ma se è film, non si dice. Chiamiamo Eleonora. Guardate, se mi volete sfottere, questo non è proprio momento. Ma loro ma di No, signore, né la Russia né l'America mi hanno informato di questo grande segreto che mi dovete dire. Qua ci sta il padre e il figlio della nostra figlia. Ci stanno tutti quanti. Ma non sapete buono. Il padre sta di fronte a voi qua sulla tenda. Ma che stai dicendo? Stu piezzo